Si va con la quarta, prova Gentleman, cavalli di 4 anni a reclamare, prova di minima. Sono in 11 dietro le ali dell'autostart. Una prova in cui favorita è diventata Fly dei Greppi, preferita a Frankie Junior nel corso delle contrattazioni del pomeriggio. Macchina che si mette in movimento, all'1 Fillo Lenni, 2 Frankie Junior, 3 Fiaccola di Risaia, 4 Fallaci di Casei, 5 Fly dei Greppi, 6 Fanniga ETC, 7 Forever di Casei, 8 Frankie Bright, 9 Furia Light, 10 Frankie Matley, 11 Fenomenale Chi. La macchina inizia ad accelerare, si prepara al lancio. Sono partiti con la velocità da parte di Frankie Junior che prende la testa, al suo esterno c'è Fallaci di Casei, si sistema in corda Fiaccola di Risaia, poi Fillo Lenni e in seconda pariglia Fly dei Greppi, poi Frankie Matley, quindi ancora Frankie Bright e Fenomenale Chi. 14,6 il lancio da parte di Frankie Junior che ha preso la testa nei confronti di Fiaccola di Risaia e così guida liberamente adesso dopo 400 metri di corsa passati in 29,6. Al comando Frankie Junior, Matteo Zaccherini in salchi al figlio di Infinitif allenato da Gennaro Casillo, scandisce ritmo che ritiene più adeguato e passa in 45 i primi 600 di corsa. Continua a guidare Frankie Junior nei confronti di Fiaccola di Risaia, poi Fillo Lenni, Fly dei Greppi, di fuori Fallaci di Casei, con in scia Fenomenale Chi. 59,7 la metagara svelta imposta dal leader. Fiaccola di Risaia continua nella sua scia avanti a Fillo Lenni, Fly dei Greppi di fuori. Ovviamente difficilissimo risalire visto il ritmo imposto dal battistrada. 1,14,8 il primo chilometro. Frankie Junior prova la fuga, sbagliato. Fly dei Greppi rimane in seconda posizione. Fiaccola di Risaia che precede Fillo Lenni, si ingamba Fenomenale Chi che scavalca Frankie Bright e anche Fillo Lenni, si porta in terza posizione. Quando siamo a 300 dal palo Frankie Junior è sempre in vantaggio, Fiaccola di Risaia nella sua scia, Fenomenale Chi che cerca di ingambarsi in mezzo alla pista. Frankie Junior entra in retta d'arrivo in vantaggio con 2 di margine ma arriva forte Fenomenale Chi. Lo scatto di Fenomenale Chi a centropista, Fenomenale Chi che va su Frankie Junior che si riprende, si difende Frankie, attacca Fenomenale, Frankie Junior di carattere risponde a Fenomenale Chi, poi al terzo Fiaccola di Risaia. C'è 31,3 la chiusa lenta. Frankie Junior sembrava abbandonarsi quando ha sentito il cavallo arrivare al suo esterno e è ripartito quel tanto che è bastato per respingere l'avversario che arrivava da lontano. La vittoria di Frankie Junior e Matteo Zaccherini. Fenomenale Chi arriva al secondo posto avanti a Fiaccola di Risaia. Gennaro Casillo al training, i colori della scuderia Henry Lu, le mani di Matteo Zaccherini per far vincere Frankie Junior.